Si è conclusa nella tarda serata di ieri la perizia necroscopica sul cadavere di Francesco Basile, 71 anni, trovato morto sabato scorso nei pressi del Museo Archeologico San Nicola di Agrigento. Il medico legale Cataldo Raffino dell'Università di Catania consegnerà tra 60 giorni la relazione completa al pubblico ministero Luca Sciarretta, che sta coordinando le indagini. Tuttavia, dalle indiscrezioni trapelate si è appreso che Basile è deceduto di morte violenta, è stato strangolato, ma contro di lui non sono state usate armi da fuoco. Successivamente il suo corpo è stato bruciato nel tentativo di non lasciare traccia. L'anziano non era benestante, viveva di pensione sociale, circa 900 euro, e arrotondava con la consegna a domicilio delle bombole del gas. Negli anni però, a quanto pare, aveva messo da parte un gruzzoletto. È possibile che chi lo ha ammazzato pertanto volesse appropriarsi dei suoi risparmi. Gli investigatori, le indagini sono effettuate dai carabinieri della compagnia di Agrigento, avrebbero già individuato il movente, i motivi di interesse e l'assassino o gli assassini che potrebbero avere i minuti contati. Sembra che la cerchia dei sospettati si sia ridotta a 2 soggetti in particolare che conoscevano bene l'anziano. A trovarlo domenica sera era stato uno studente universitario di 29 anni che stava effettuando un'escursione nella Valle dei Templi. I resti bruciati erano sotto un cavalcavia della rete ferroviaria utilizzata per il passaggio dei treni sulla tratta Agrigento-Porto Empedocle incontrata San Marco. Per anni l'anziano sarebbe stato costretto a subire le prepotenze quotidiane di persone senza scrupoli che in più occasioni si sarebbero fatti consegnare piccole somme di denaro. Proprio in quelle occasioni sarebbe stato picchiato selvaggiamente e derubato delle monete che cercava di nascondere. Chi conosceva l'anziano, e ad Agrigento erano in tanti, sapeva che non si sarebbe mai ribellato. In particolare la cognata di Francesco Basile, la donna con cui l'uomo conviveva, ha raccontato che qualche tempo fa Basile era rincasato con il volto insanguinato, raccontando che era stato picchiato nei pressi della stazione bassa di Agrigento.